Serrande abbassate, luci spente, negozi ristati a lutto. La protesta inscenata stamane dai commercianti del centro storico di Portogruaro. Contestato il sindaco, nel mirino la ZTL che in 9 mesi ha ucciso il commercio. Vetrine listate a lutto e luci abbassate al passaggio della banda e degli amministratori locali in occasione della manifestazione La Terra dei Dogi. I commercianti di Portogruaro oggi hanno protestato a gran voce contro viabilità e ZTL in centro storico. I negozi stanno morendo, vogliamo solo lavorare, gridano, e non ci fermeremo. Serrande abbassate, luci spente, vetrine listate a lutto, volantini sparsi per il centro storico. È la protesta dei commercianti contro la scelta dell'amministrazione comunale di attivare nel cuore di Portogruaro la ZTL e modificare la viabilità. Clima incandescente durante la sfilata della banda cittadina del sindaco in occasione della manifestazione La Terra dei Dogi. A rovinare la festa anche la pioggia che sembrava alleata ai commercianti, ormai sul sentiero di guerra. Queste cose non si fanno, ci vuole un po' di sensibilità a cui loro hanno mancato. Chiediamo di lavorare serenamente. Già la crisi c'è, ma che l'amministrazione ce la metta tutta, questa non è proprio plausibile. Per noi commercianti questi 9 mesi sono stati un disastro. La strada del centro storico sbarrata, cartelli di divieto ovunque, vendite crollate. Calati tantissimo, non poco, tantissimo, da un 30% e anche più. Si sono chiusi molti negozi, molte chiusure sono programmate a breve qua entro la metà dell'anno e altrettante sono in programma anche per fine anno. Quindi a questo punto noi siamo arrivati a una situazione grave, insostenibile. Su molte vetrine campeggiano i cartelli vendita, affittasi. Sono i commercianti che non ce l'hanno fatta e che, schiacciati dalla crisi, hanno chiuso i battenti. Altri ci dicono non vogliamo fare la stessa fine e questa scelta ha davvero danneggiato tutti. È un'azienda che ha 120 anni, ci sono 4 generazioni che si lavora e non vorrei trovarmi a terra. Il sindaco presente alla cerimonia per la 9ª edizione della Festa dei Dogi è stato duramente contestato. Io credo che dobbiamo sederci a un tavolo e ragionare. Capisco le difficoltà che hanno, capisco anche che in alcuni momenti la protesta può aiutare la proposta. Il sindaco chiede un tavolo di confronto con la presenza della Confcommercio. Intanto i commercianti assicurano non ci fermeremo. Noi invece ci fermiamo per qualche istante, c'è la pubblicità, ma restate con noi.